Buongiorno, benvenuti a questo seminario organizzato da Vega Formazione, Vega Engineering, con il patrocinio di AIESIL, sulle novità e le modifiche introdotte al decreto legislativo 81 a maggio di quest'anno, con il decreto legge del 4 maggio 2023. Decreto legge che è entrato in vigore immediatamente, quindi già il giorno successivo, sia il 5 maggio, e ha, come dicevo, introdotto una serie di modifiche al testo, il cosiddetto testo unico sulla sicurezza. Andremo a approfondire queste modifiche e a commentarle con i nostri relatori, che sono l'ingegner Cristian Masiero e l'avvocato Gianluca Rizzardi. Useremo lo stesso format della precedente edizione di questo seminario, edizione che abbiamo tenuto un paio di settimane fa, che ha avuto tra l'altro un successo di partecipazione veramente notevole. C'erano 1500 iscritti, tant'è infatti che abbiamo dovuto prevedere questa ulteriore edizione. In realtà poi ne abbiamo prevista una terza nel mese di giugno, ma direi che, scusate, nel mese di luglio, ma direi che nella terza non parleremo più di decreto legge, ma parleremo di conversione in legge del decreto legge, quindi possiamo aspettarci che vi sia qualche modifica rispetto a quello che diremo oggi. Da quello che ho percepito, poi magari anche i relatori, se hanno delle notizie più fresche, non ho, almeno per il momento, sentito novità eclatanti relativamente agli argomenti principali che tratteremo oggi, ma senz'altro ci sarà qualche modifica rispetto al testo che stiamo discutendo in questo momento. Quindi abbiamo previsto questa ulteriore, dicevo, edizione del seminario qui a luglio, che appunto però sarà fatta sulla versione che presumiamo definitiva, almeno per il momento, del decreto 81. E naturalmente, come al solito, noi poi faremo in modo che i nostri seminari siano disponibili nella piattaforma e-learning, quindi chi di voi fosse eventualmente interessato a seguire quel seminario per vedere se ci sono novità, lo può fare, altrimenti lo potrà seguire in un successivo momento anche dalla piattaforma. Prima di iniziare lascerei la parola al dottor Antonio Malvestuto, presidente di AIESIL, associazione con cui noi collaboriamo ormai da molti anni e ci stringe, diciamo, anche un rapporto ormai di amicizia, associazione delle imprese esperte in sicurezza sul lavoro e ambiente, quindi un'associazione che si occupa sia di sicurezza che di ambiente, e lascio la parola per i saluti appunto al presidente Antonio Malvestuto. Prego Antonio. Grazie Federico, grazie e complimenti a Vega per questa ulteriore replica e per quella che ci sarà ancora ulteriormente a luglio. Ai partecipanti il mio saluto personale è quello di AIESIL, che ha rilasciato il patrocinio. AIESIL è un'associazione datoriale, come è ben noto,
da sempre impegnata per la divulgazione e il miglioramento della cultura della sicurezza sul lavoro. Cultura intesa come consapevolezza di operare in un ambiente sicuro, idoneo e privo di possibili incidenti. Anche il convegno di oggi, come quello precedente e quello che verranno, è divulgazione delle recenti modifiche apportate al testo unico. Modifiche che sicuramente non saranno ultime, né resteranno tali secondo me. Infatti, volevo anche anticipare che il 4 di luglio è stato convocato presso il Ministero del Lavoro un tavolo tecnico al quale, insieme ad altre associazioni, l'AIESIL parteciperà con le sue proposte di riforma al decreto legislativo 8108. Questo sempre allo scopo di incentivare anche azioni di promozione. Ritengo che finalmente qualcosa si stia muovendo per migliorare la sicurezza. Altro per il momento non c'è da dire, chiudo per non toccare altro tempo e buona prosecuzione a tutti. Grazie. Grazie Antonio. E riprendo quindi la parola. Prima di lasciarla ai nostri relatori, come di consueto ci tengo a dare un aggiornamento su quello che è l'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro nel nostro paese, con l'elaborazione dell'osservatorio sicurezza ambiente Vega. Tutte le elaborazioni sono naturalmente, come penso la maggior parte di voi conosca, disponibili sul sito Vega Engineering, nella pagina appunto dell'osservatorio. E qui abbiamo i dati aggiornati al mese di aprile, quindi i dati più aggiornati disponibili in questo momento, che vedono, per quanto riguarda l'andamento degli infortuni mortali, sostanzialmente una situazione di dei numeri simili, per non dire sostanzialmente identici all'anno scorso. Come vedete c'è un aumento dell'1,1% di quelli che sono gli infortuni mortali totali. Dopodiché, andando più nel dettaglio, come si vede anche dalla tabella che sto proiettando, in effetti sono diminuiti gli infortuni in itinere e sono aumentati gli infortuni in occasione di lavoro, rispettivamente aumentati dell'8,4% e diminuiti quelli in itinere del 18,6%. Ma la cosa che poi è anche interessante nelle elaborazioni che vengono predisposte dal nostro osservatorio è appunto l'incidenza degli infortuni mortali nelle varie regioni. Credo che anche questa sia diciamo una particolarità del nostro osservatorio che la maggior parte di voi conosce, ovvero questa elaborazione, questa mappatura degli infortuni per regione, con questa colorazione che va dal rosso al bianco, passando per l'arancione e il giallo, in base a quello che è l'indice infortunistico, o meglio l'incidenza degli infortuni mortali, cioè il numero di infortuni mortali ogni milione di occupati, e quindi questo, essendo un indice, ci consente di confrontare il rischio infortunistico nelle varie regioni. Nel mese di aprile, come vedete, ci sono 4 regioni in zona rossa, tra cui la Valle d'Aosta, l'Umbria, l'Abruzzo e le Marche. Come vedete, con questa zonizzazione, con questo indice, sostanzialmente possiamo, come vi anticipavo, confrontare regioni che hanno una popolazione molto diversa tra loro. Se utilizzassimo i numeri assoluti, ci troveremmo sicuramente con la Lombardia in prima posizione, ma questo perché evidentemente ha una popolazione lavorativa molto superiore ad altre regioni. La Valle d'Aosta certamente non sarebbe in prima posizione, mentre con questa elaborazione, quindi in questo modo, si riscontra che per contro risulta una regione dove il rischio infortunistico è piuttosto elevato. Devo dire anche che questa situazione relativa alla Valle d'Aosta, ma anche ad altre regioni che hanno delle caratteristiche di montuosità, quindi di rilievi, di lavori evidentemente su piani inclinati, soprattutto nell'ambito dell'agricoltura, determina spesso molti infortuni, e infatti spesso queste regioni, tra cui appunto la Valle d'Aosta, si trovano nelle zonizzazioni diciamo più a rischio, quindi nella zona rossa o nella zona arancione. Come poi vedete qui, insomma, ci sono le altre regioni che via via vanno fino alla zona bianca. In questo momento
In zona bianca ci sono la Calabria, la Basilicata e il Molise. E come vi avevo anticipato, quindi, questi seminari, in realtà diciamo il seminario che faremo a luglio, quindi con la versione definitiva del testo unico, sarà disponibile gratuitamente nella nostra piattaforma e-learning, quindi potrà essere visto in qualsiasi momento da chiunque fosse interessato. E questo è l'ultimo, diciamo, dopodiché passo l'ultima informazione che vi do, dopodiché passo la parola ai nostri relatori, ovvero che a tutti i partecipanti che ci stanno seguendo in questo momento è riservato un coupon sconto esclusivo che è valido su tutti i corsi del nostro catalogo formativo. Detto questo, quindi passo la parola ai nostri relatori e direi che applicheremo lo stesso format della precedente edizione, ovvero diciamo, potremmo dirlo un botta e risposta, in realtà non sarà così, ma si passeranno la parola l'ingegner Masiero e l'avvocato Rizzardi, commentando di volta in volta un articolo tra quelli modificati appunto dal decreto legge, così avremmo un punto di vista, diciamo, più tecnico, quello dell'ingegner Masiero, e un punto di vista più giuridico dell'avvocato Rizzardi. Speriamo che siano d'accordo, perlomeno quando si confronteranno, però insomma sono abbastanza convinto che sarà così. E lascio quindi la parola all'ingegner Masiero e iniziamo quindi con questa disamina delle modifiche al decreto 81. Prego, ingegner Masiero. Grazie ingegner Maritan, buon pomeriggio anche da parte mia. E quello che vediamo insieme appunto sono le novità che ha introdotto questo decreto legge in materia di salute e sicurezza, quindi quelle che sono le modifiche che questo decreto legge ha portato al decreto legislativo 81. Come già ricordato, il decreto legge è del 4 maggio 2023 ed è entrato in vigore il giorno dopo, il 5 maggio. Quindi attualmente le modifiche apportate sono operative, sono in vigore e quindi come tali bisogna analizzarle. Sono modifiche che potrebbero, come abbiamo già anticipato, essere ulteriormente modificate da quella che è la conversione in legge. Ricordiamo che il decreto legge ha una vita di 60 giorni, quindi entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge. Quindi siamo agli sgoccioli perché entro il 3 luglio, dire giusto, dovrà essere in qualche modo convertito in legge. Ma sappiamo già che insomma si sta lavorando insomma, per convertirlo. Vediamo quelle che sono le novità di questo decreto legge che ha portato nel decreto 81. Ci sono alcune novità sostanziali secondo me e alcune un po' più di forma. Vediamo quelle più sostanziali, forse la novità più importante che è stata apportata, la modifica sulla nomina del medico competente. È stato integrato, come è scritto qui, l'articolo 18 del decreto 81. Ricordiamo l'articolo 18 è quello relativo agli obblighi del datore di lavoro. In particolare il comma 1 lettera A nella versione modificata dal decreto legge è indicato quanto segue, che il datore di lavoro o il dirigente, perché in realtà questo è un obbligo delegabile del datore di lavoro, deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. E prima della modifica il comma finiva qui. L'aggiunta è la seguente parte: e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui l'articolo 28. Questa aggiunta, questa modifica già subito fa venire qualche dubbio interpretativo nella sua lettura. Ci sono, secondo me, due possibili interpretazioni. La prima è che il datore di lavoro deve nominare il medico competente in due casi. Per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, oppure quando viene richiesto dalla valutazione dei rischi, dove però non potrà effettuare la sorveglianza sanitaria perché non espressamente previsto dal decreto. Questo potrebbe essere la prima interpretazione, ok? Cioè io nomino il medico competente se è previsto dal decreto 81, oppure lo nomino
a seguito della valutazione dei rischi, ma poi questo non può fare la sorveglianza sanitaria. Questa, diciamo, può essere un'interpretazione, anche se secondo me è un'interpretazione un po' debole e non avrebbe senso e logica. L'interpretazione più corretta, secondo il mio punto di vista, è la seconda interpretazione, cioè che la nomina del medico competente è necessaria per effettuare la sorveglianza sanitaria non solo nei casi previsti dalla legge del decreto 81, ma anche in tutte le situazioni in cui la valutazione dei rischi lo richiede. Quindi con questa seconda interpretazione sarà possibile effettuare la sorveglianza sanitaria anche nei casi in cui il decreto 81 non dà espressa indicazione. E la ratio, secondo me, è proprio questa, e questo consentirà di sbloccare una serie di sorveglianze sanitarie che altrimenti prima erano bloccate. Qui ho portato qualche esempio. Ad esempio, i lavori elettrici sotto tensione. Per quanto riguarda i lavori elettrici esiste una norma tecnica, la CE 1127, che parla di qualifica e parla di idoneità a lavorare sotto tensione. Una persona può lavorare sotto tensione solo se è riconosciuta idonea dal datore di lavoro e se ha determinati requisiti previsti da questa norma tecnica. Questa norma tecnica dice che tu puoi fare un lavoro sotto tensione se hai una idoneità psicofisica. Ecco che adesso il medico potrà effettuare una sorveglianza sanitaria specifica per dare un giudizio di idoneità fisica a poter operare sotto tensione. Fino a prima della modifica non poteva farlo, perché questa visita non era prevista dal decreto 81, era una cosa richiesta da una norma tecnica, ma non era decreto 81. Oppure un altro caso, per verificare se gli addetti ai lavori in quota soffrono di vertigini. Attualmente chi effettua lavori in quota è sottoposto a sorveglianza sanitaria, ma per una ragione solo, per verificare se assume sostanze alcoliche. Adesso invece sarà possibile di fare evidentemente anche altre tipologie di verifiche. Se la persona, ad esempio, soffre di vertigini, non sarà idonea a effettuare un lavoro in quota. Oppure altra situazione. Supponiamo di avere, adesso fa caldo, giusto? Abbiamo condizioni microclimatiche gravose, il rischio microclima. Se abbiamo un soggetto cardiopatico che lavora in una condizione microclimatica calda, c'è un rischio evidentemente. Con questa modifica il medico competente potrà effettuare una sorveglianza sanitaria da questo punto di vista. Oppure il problema delle posture incongrue. Non c'è nel decreto 81 una indicazione precisa su questo aspetto. Con questa modifica invece si potrà fare una sorveglianza sanitaria proprio per quanto concerne le posture incongrue. Qualcuno potrebbe obiettare che comunque l'articolo connesso alla sorveglianza sanitaria, cioè l'articolo 41, non è stato modificato e l'articolo 41 dice che la sorveglianza sanitaria si fa solo nei casi previsti dalla normativa vigente. In realtà l'articolo è già in linea sostanzialmente ed è già coordinato perché attualmente la normativa vigente con la modifica prevede che la sorveglianza sanitaria è necessaria anche quando lo richiede la valutazione dei rischi. Queste sono le interpretazioni, quindi magari l'avvocato Rizzardi può dire la sua versione. Intanto saluto e ringrazio anche tutti i partecipanti e Vega Formazione per questa opportunità. È una replica, ma tutte le repliche in realtà prevedono sempre sfumature e aspetti nuovi, interessanti, per cui mi fa piacere anche questo confronto sull'articolo 18 modificato. Intanto partiamo da un'informazione che è di poco fa, cioè qualche ora fa, non qualche giorno fa, ma qualche ora fa oggi, l'Assemblea del Senato ha convertito in legge il decreto legge del 4 maggio del 2023, ovviamente passando la palla alla Camera dei Deputati che dovrà fare altrettanto entro il 3 luglio. Quindi dal primo ramo del Parlamento si è avuta questa conversione in legge. Non mi sembra di aver visto, scorrendo rapidamente il testo del disegno di legge uscito dalla Camera dei Senatori, non mi sembra di aver visto modifiche a questi aspetti dell'articolo 18 che stiamo discutendo e quindi dovrebbero essere confermati. Mi interessa sottolineare un passaggio, cioè che è più facile questa applicazione dell'articolo 18 novellato nei casi in cui ci sia già un medico competente, nel senso che il medico competente è uno strumento prezioso di valutazione dei rischi anche per il datore di lavoro che è il principale referente di questa valutazione. E quindi dove c'è già un medico competente, c'è già una sorveglianza sanitaria, sarà più facile attivare un percorso virtuoso di valutazione se e come estendere questa sorveglianza sanitaria ad altri rischi come quelli che ha esposto l'ingegner Masiero.
E quindi da questo punto di vista l'importanza di una valutazione dei rischi che a monte comprenda un po' tutte le possibili fattispecie, anche di quelle che ha trattato l'ingegner Masiero o di altre che potrebbero essercene nelle pieghe della vicenda lavorativa e dei luoghi di lavoro specifici. Questo è un primo punto, quindi migliorare la valutazione dei rischi, raffinare il compito del datore di lavoro, e sarà un compito ovviamente sanzionato da una sanzione penale per una eventuale omessa o inadeguata valutazione dei rischi. Quindi attenzione al datore di lavoro che ha un DVR, perché comunque questo articolo impone una riflessione su un'eventuale tracciabilità di una nuova valutazione fatta rispetto all'estensione della sorveglianza sanitaria. Primo punto. Secondo punto, il medico competente, se è già nominato per le altre visite periodiche obbligatorie per le altre valutazioni dei rischi, dovrà fare certamente anche tesoro della valutazione dei rischi per un protocollo sanitario aggiornato. Quindi dovrà farsi carico di aggiornare il protocollo sanitario sulla scorta del documento di valutazione dei rischi. Terza cosa, dovrà esserci una comunicazione alla popolazione aziendale di quello che andrà fatto, perché ovviamente si tratterà di novità che non sono conosciute dai lavoratori. E da questo punto di vista è importante segnalare che sulla carta il DVR, come voi sapete, non è un documento pubblico in senso proprio. Il DVR è una valutazione dei rischi che appartiene al datore di lavoro e che viene condivisa con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e l'IRLS, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sotto questo profilo ci sono anche sentenze del Consiglio di Stato che negano l'accesso al singolo lavoratore non RLS al documento di valutazione dei rischi anche per la difesa in giudizio delle sue posizioni di interesse personale rispetto ad una sorveglianza sanitaria, ad una valutazione dei rischi incongruo. Quindi ci sarà da capire negli sviluppi dei prossimi mesi se il documento di valutazione dei rischi dovrà essere integrato rispetto a queste nuove valutazioni, e direi di sì, e se soprattutto sarà possibile farne tesoro per una sua divulgazione rispetto alle forze di lavoro che sono presenti in quell'azienda, per dimostrare loro la nuova sorveglianza sanitaria che deriva da una nuova valutazione dei rischi integrata con queste previsioni dell'articolo 18. E quindi una sorta di maggiore accessibilità anche al documento di valutazione dei rischi così novellato. Credo che questo sia un ulteriore elemento di novità che farà riflettere rispetto alla giurisprudenza che ad oggi nega l'accesso erga omnes al documento di valutazione dei rischi. La seconda considerazione che mi viene da fare è che questa nuova valutazione dei rischi con nuova sorveglianza sanitaria non incide su una situazione prevista dall'articolo 41, e cioè la verifica delle condizioni di alcol dipendenza deve comunque riservarsi ad una rispetto dell'accordo Stato-Regioni che doveva uscire nel 2009, l'accordo che suggeriva quali sarebbero state le metodiche per l'accertamento dell'alcol dipendenza. Non è uscito, come sapete, nessun accordo su questo tema, e quindi non è possibile estendere la sorveglianza sanitaria ad una verifica delle situazioni di alcol dipendenza. È possibile estenderla ad una verifica di situazioni di assunzione di alcol in acuto, ma non come situazioni di abuso di alcol cronico. Questo credo che sia un vincolo stabilito appunto dall'articolo 41, laddove parla di accordo Stato-Regioni come strumento per stabilire le modalità di controllo dell'alcol dipendenza. Su questo non so se Cristian sia d'accordo, cioè che non c'è stata un'incisione di questa regola per l'alcol dipendenza da questa novità della sorveglianza sanitaria. Sì, concordo. E comunque, in base anche a queste considerazioni, è pacifico che in qualche modo la valutazione dei rischi in azienda dovrà essere rivista con questa integrazione. Questo è sicuro, insomma, tra le varie considerazioni. La domanda che mi viene spontanea, siccome ho fatto l'esempio di un'azienda in cui c'è già il medico competente, ci sono aziende in cui invece non c'era l'obbligo di alcuna sorveglianza sanitaria, e quindi l'assenza del medico competente potrebbe determinare una richiesta di consulenza ad un medico per fare in modo che la sorveglianza sanitaria venga valutata adeguatamente, se farla o se non farla, alla luce sulla scorta di questa novella normativa. Quindi il datore di lavoro non potrà ergersi da solo ad un giudice di tutte le possibili soluzioni da adottare nel DVR, dovrà sicuramente avvalersi, a mio avviso, di un medico competente prima come consulente esterno, e se poi si manifestasse la necessità di una sorveglianza sanitaria ulteriore o nuova, farla con il nuovo medico competente nominato. Questo ritengo che sia un elemento di novità proprio per quelle aziende dove non c'è oggi la valutazione della sorveglianza sanitaria, scusate. Quindi anche se non è scritto espressamente, ma per ogni azienda sarà necessario comunque almeno all'inizio avere un medico competente che dia al datore di lavoro la consulenza della necessità o meno della sorveglianza sanitaria. In base sì, tranne i casi di datore di lavoro medico. Bene, chiaro, evidentemente. Va bene. Questo è il primo passaggio. Dopodiché ci sono anche l'articolo 25 è stato cambiato, che ricordiamo è l'articolo in merito agli obblighi del medico competente. Sì. E qui sono stati introdotti due nuovi commi. Il primo comma è il comma E bis, che chiaramente segue il comma E, che recita quanto segue, che in occasione delle visite di assunzione il medico competente deve richiedere al lavoratore
la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e dovrà tener conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Questa è una novità che il medico competente quindi debba in qualche modo richiedere al lavoratore neoassunto di farsi consegnare la cartella sanitaria. Ricordiamo che infatti quando un lavoratore termina un'attività lavorativa, il medico competente dell'azienda è tenuto a consegnare al lavoratore copia di cartella sanitaria. La cartella sanitaria originale rimane in azienda e deve essere conservata nell'azienda precedente, evidentemente deve essere conservata per almeno 10 anni. Quindi un lavoratore, quando si va via da un'azienda, dovrebbe avere una cartella sanitaria. Qui la domanda è spontanea, nel senso che se io sono un medico competente, certamente devo richiedere questa cartella sanitaria. Ma se poi il lavoratore la cartella sanitaria non ce l'ha, perché l'azienda precedente non gliel'ha fornita, perché non riesce in qualche modo a recepirla, in qualche modo, cosa succede? Io come medico competente posso comunque formulare il mio giudizio di idoneità oppure tutto si ferma? Beh, credo sia, posso prendere al balzo la tua domanda, Cristian? Certo. Credo che sia necessario che sia evidenziata e tracciata la richiesta della cartella sanitaria da parte del medico competente. Quindi sostanzialmente il medico competente deve in qualche maniera attraverso una mail, se non una PEC o una lettera scritta, far valere questo diritto-dovere di ottenere la cartella sanitaria del precedente datore di lavoro. Se poi per qualche motivo non riesce ad ottenerla, non sarà certo lui a dover rispondere di un comportamento negligente o omissivo di un precedente soggetto. Però è ovvio che il medico competente dovrebbe appunto fare in modo che ci sia questa cartella proprio per tenerne conto nella valutazione del giudizio di idoneità. E né tantomeno lui come medico competente deve andarla a ricercare presso l'altra azienda questa cartella sanitaria, evidentemente. Direi di no, anche perché ci sono problemi di privacy e di trattamento dei dati. Infatti. Quindi questa è una modifica. E questa, peraltro, norma non prevede una sanzione. Ricordiamo che effettivamente questa aggiunta non è neanche sanzionata, quindi uno potrebbe dire, ma io come medico se non richiedo rischio una sanzione? No, non c'è una sanzione prevista. E non condiziona, appunto, come abbiamo già detto, la formulazione del giudizio di idoneità alla disponibilità o meno i contenuti della cartella sanitaria. Quindi il medico competente, una volta documentata la richiesta al lavoratore della cartella, mediante appunto una documentazione, abbiamo detto una mail, una PEC, giusto? Sì. Egli potrà comunque, o meglio, dovrà comunque continuare e procedere alla formulazione del giudizio di idoneità o meno alla mansione. Sì, non può attendere né sottrarsi a questo compito di verifica dell'idoneità. Assolutamente. E poi abbiamo una seconda modifica, sempre all'articolo 25, con ulteriore introduzione di un altro comma, l'N-bis, nel quale si prevede quanto segue: che il medico, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, non ben precisate, ma dopo magari adesso lo chiariamo, dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo del sostituto in possesso dei requisiti di cui l'articolo 38, che sono i requisiti del medico competente, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato, connesso appunto all'impedimento, voglio dire, del primo medico. Quindi in questo caso spetta al medico competente individuare il sostituto e comunicarlo al datore di lavoro. Ma quali sono le gravi e motivate ragioni? Quali potrebbero essere, avvocato? Le motivate ragioni? Le motivate ragioni sono ragioni che comportano un'assenza continuata e prolungata del medico dal luogo di lavoro e dalla sorveglianza sanitaria, per cui posso immaginare ad esempio una gravidanza difficile che ti costringa a letto per 9 mesi, piuttosto che una malattia oncologica che abbia delle conseguenze piuttosto pesanti sulla persona, che non possa quindi esercitare la sua funzione, o peggio ancora se ci sono casi in cui si perde la capacità di intendere e di volere, la qual cosa diventa anche difficile che sia comunicata dallo stesso soggetto che ha perso la capacità di intendere e di volere. E soprattutto mi sembra difficile l'ultima parte di questo nuovo comma dove dice durante il relativo intervallo temporale specificato, cioè io devo sapere per certo che siccome partorirò il 20 di maggio secondo le previsioni del medico, allora dal 21 di maggio posso tornare in sella come medico competente ufficiale e il mio sostituto decade. Questo mi sembra tanto il sapore di una sostituzione durante le vacanze estive o natalizie da parte del medico di base che nomina il sostituto. Non è così per la sorveglianza sanitaria, perché voi sapete che c'è un rapporto fiduciario stretto tra il datore di lavoro o il delegato per la nomina del medico competente e il medico competente stesso.
Questo rapporto fiduciario non può essere scardinato da questa norma. E poi aggiungiamo un'altra considerazione, che se il medico competente nomina un sostituto non gradito al datore di lavoro, il datore di lavoro lo revoca il giorno stesso. Quindi era molto più semplice dire che il datore di lavoro prende conoscenza di una situazione di impedimento del medico e ne nomina un sostituto. E tra l'altro lo stesso schema sarebbe dovuto valere anche per l'RSPP, che è un'altra figura cardine della sicurezza del sistema prevenzionale. Per cui sinceramente non vedo la necessità di questa nomina tramite il medico di un altro suo sostituto, visto che c'è il sistema che prevede in capo al datore di lavoro l'obbligo della sorveglianza sanitaria tramite il medico competente nominato e l'obbligo del servizio di prevenzione e protezione tramite la nomina dell'RSPP. Sono due obblighi datoriali ineluttabili, ineludibili, per cui sinceramente mi sembra una norma mal formulata. Aggiungo un'altra considerazione: se il medico che deve essere sostituito è il medico coordinatore, cosa facciamo? Troviamo un sostituto del medico coordinatore che magari non ha neanche conoscenza dei soggetti che deve coordinare, che anche questo è un elemento di interesse ovviamente in un'azienda, avere una fluidità di informazioni e di rapporto tra il medico coordinatore e i medici coordinati. Sì, forse l'idea iniziale era quello di garantire la continuità dell'operatività della sorveglianza, forse però magari come l'hanno formulata non è formulata in maniera così chiarissima, poteva essere formulata in maniera diversa. L'obiettivo è chiaro secondo me, poi la formulazione con cui come è stata scritta può... C'è la finalità di avere una consecuzione sì. di medici competenti che operino senza soluzione di continuità. Trovata questa formula, però è stata tradotta male nella norma, perché appunto la nomina in capo a un medico competente del suo sostituto non mi sembra proprio nelle logiche dell'81-2008. Esattamente. Dopodiché passiamo a un'altra modifica, in questo caso invece parliamo dell'articolo 21 e quindi parliamo degli obblighi connessi ai lavoratori autonomi. In questo caso è stato integrata l'articolo 21,1 lettera A, imponendo ai lavoratori autonomi di utilizzare non solo le attrezzature di lavoro in conformità con le disposizioni di quel titolo terzo, e prima era questa la formula, ma hanno aggiunto nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo quarto. Qui viene ampliato quindi l'obbligo in capo ai lavoratori autonomi di utilizzare in conformità alle disposizioni legislative anche tutta una serie di opere provvisionali. Qui ho portato l'esempio dei trabattelli. Perché è stato inserito? Beh, la ratio è questa, il motivo è questo. Le attrezzature di lavoro nel decreto 81 hanno una definizione molto precisa. Se andiamo a vedere la definizione di attrezzatura di lavoro nel titolo terzo, queste non sono onnicomprensive di qualsiasi cosa che viene utilizzata per svolgere un'attività lavorativa. Un trabattello, ad esempio, non rientra nella definizione di attrezzature di lavoro di cui è il titolo terzo. E quindi, fermandosi con la frase devono usare le attrezzature di lavoro conformi al titolo terzo, alcune altre attrezzature che non rientrerebbero in questa definizione, il lavoratore autonomo non avrebbe avuto l'obbligo di usarle in maniera conforme. L'estensione al titolo quarto, e quindi comprendendo anche queste tipologie di attrezzature, porta al fatto che chiaramente un lavoratore autonomo avrà la necessità di avere anche queste altre attrezzature a norma. Il rischio è perché appunto queste attrezzature poi vengono utilizzate in ambienti molto pericolosi, parliamo di cantieri, e quindi il classico lavoratore autonomo col trabattello non conforme prima non era sanzionabile, voglio dire, adesso con questa nuova formula è assolutamente sanzionabile. Sì, aggiungo un'altra considerazione, che oltre alla sanzione che potrebbe colpire il lavoratore autonomo sprovvisto delle opere provvisionali conformi, c'è anche un rischio per il committente, il responsabile dei lavori o il CSE, che dovrebbero sorvegliare e vigilare sulle opere provvisionali presenti all'interno di un cantiere temporaneo, articolo 89 seguenti del testo unico della sicurezza, e l'assenza di questa verifica, di questa vigilanza, se fosse poi causato un incidente da un'attrezzatura non a norma, potrebbe diventare un problema per il CSE, ma anche per il committente o il responsabile dei lavori nel perimetro delle loro competenze. Quindi attenzione, perché dietro questa norma si cela anche un obbligo in più per questi soggetti, committente, responsabile dei lavori e CSE. Corretto, corretto. E poi un'altra novità invece riguarda appunto i soggetti che erogano la formazione e quindi una sorveglianza sulla formazione. L'articolo 37,2 viene introdotta una lettera B bis che viene riportato quanto segue.
sarà necessario monitorare l'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, quindi un controllo nei confronti dei soggetti formatori, sia nei soggetti destinatari della stessa. Qui lo scopo è evidente ed è quello di in qualche modo prevenire tutta quella formazione illegale, giusto, illecita o comunque fatta in maniera non conforme che purtroppo esiste, i famosi attestatifici, insomma, l'obiettivo è di colpire. Tutto questo ricordiamo che però verrà inserito nei nuovi accordi sulla formazione, accordi che non sono ancora usciti, che dovevano uscire a giugno 2022, li stiamo attendendo, voglio dire, passato un anno, voglio dire, non sono ancora usciti e non si sa ancora quando. A pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, come diceva il vecchio politico, nel senso che questa norma sembra messa lì apposta prima che parta la formazione obbligatoria dei datori di lavoro. Non che non ci fossero già esami attestati falsi precedentemente, però è chiaro che la categoria dei datori di lavoro è forse quella meno incline a sedersi a un tavolo e a seguire 4 ore di un modulo di formazione, così per mia esperienza, magari mi sbaglio, magari sono offensivo verso qualche datore di lavoro, però avere presente questa situazione significa anche prevenire appunto la produzione di certificati falsi e di attestazioni false prima che esca il famoso accordo Stato-Regioni che attendiamo da oltre un anno. Esatto. Infatti, appunto, tale disposizione prevede quindi che nel nuovo atteso accordo sulla formazione dovrà essere indicato come verrà eseguito questo monitoraggio, perché bisogna anche capire come lo faranno, sull'applicazione degli accordi in materia di formazione e su come verranno svolte le attività formative anche da parte degli enti di formazione. L'intento è chiaramente quello di contrastare la formazione inefficace ed illegale. Ulteriori modifiche. Abbiamo delle modifiche, siamo nell'ambito del titolo terzo, attrezzature di lavoro, articolo 71, parliamo di verifica di alcune attrezzature di lavoro. Sapete che ci sono le attrezzature di lavoro indicate nell'allegato settimo, che sono soggette a denunce, a verifiche periodiche, come indicate nell'allegato. Qui c'è una modifica non così sostanziale. Il comma 12 dell'articolo 71 è modificato con la seguente frase: i soggetti privati abilitati, sapete che queste verifiche periodiche possono essere svolte da soggetti pubblici, ma anche da soggetti privati abilitati. Questi acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza, che potrebbe essere appunto l'ASL piuttosto che l'ARPA o quant'altro, nei luoghi di lavoro territorialmente competente. In realtà questa qualifica di incaricati di pubblico servizio era già prima, quindi infatti, è una novità marginale, come hai detto bene, Cristian. Assolutamente. Non c'è nessun altro commento. Un'ulteriore novità, secondo me invece più interessante e non marginale, è sempre nell'ambito delle attrezzature di lavoro, all'articolo 72. Ed è quell'articolo inerente agli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature. Qui è stato inserito nel comma 2, è stato, scusate, modificato il comma 2, il secondo periodo del comma 2 con quanto segue. Il soggetto è il noleggiatore, piuttosto che il concedente in uso, dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione in uso dell'attrezzatura una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso o del datore di lavoro che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico effettuati conformemente alle disposizioni del presente titolo e dei soggetti individuati per l'utilizzo. Qui la differenza rispetto a prima è la seguente. Innanzitutto è sufficiente una dichiarazione autocertificativa, quindi non è precisato che non serve presentare al noleggiatore e al concedente in uso attestazioni di formazione e quant'altro. Ma la cosa che si fa ancora più interessante, secondo me, è il fatto che questa richiesta deve essere fatta nei confronti non solo di datori di lavoro utilizzatori, ma nei confronti di tutti i soggetti. Quindi significa che questo obbligo interesserà tutti i soggetti, anche i privati cittadini, che vanno a noleggiarsi una PLE, ok, per andare a potare l'albero di casa, dovranno sottoscrivere questa autocertificazione. Prima non era previsto questo, perché prima si faceva solo riferimento ai datori di lavoro. Io privato cittadino che mi noleggio una piattaforma per potare l'albero, non sono un datore di lavoro, quindi non avevo la necessità di esibire
o firmare alcuna autodichiarazione formalmente. Poi lo si faceva lo stesso, ma non era tenuto a farla. Se mi consenti, Cristian, la terza sottolineatura è quella dell'addestramento specifico, cioè la cosiddetta dichiarazione autocertificativa, sulla quale io ho dei dubbi dal punto di vista giuridico che poi vi spiego, in realtà dovrebbe investire sia il fatto che siano formati, sia il fatto che siano addestrati specificamente all'uso di quell'attrezzatura. Questa specifica fa il paio appunto con le novità introdotte nel 2021 sull'addestramento e la tracciabilità dell'addestramento degli operatori. Mi sembra interessante che quindi si colleghi a questa riforma, a questo articolo 72 così novellato in tutti i suoi aspetti. L'unico aspetto che mi fa sorgere dei dubbi è l'autocertificativa. Di solito l'autocertificazione è soggetta a quelle dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione e agli enti pubblici, non è una dichiarazione che si fa tra privati in termini autocertificativi. Però forse il legislatore ha voluto dare una solennità a questa dichiarazione dichiarandola autocertificativa. Prendiamone atto e facciamo un buon tesoro di questo, sapendo che questo ci evita la produzione degli attestati e dei documenti accessori. Però dobbiamo raccogliere sia la dichiarazione dell'avvenuta formazione che la dichiarazione dell'avvenuto addestramento. Entrambi sono importanti, perché altrimenti i format della sola formazione. Quindi, in poche parole, quindi qua viene ripetuto un po' quello che abbiamo appena detto. Innanzitutto la dichiarazione rilasciata dall'utilizzatore dovrà essere autocertificatoria, quindi non serve esibire attestazioni fornite da terzi per comprovare la formazione e l'addestramento. Inoltre, in caso di concessione o nolo, l'autocertificazione dovrà essere rilasciata non solo dai datori di lavoro utilizzatori, ma anche dai lavoratori autonomi oppure anche dai privati cittadini. Certo. Okay. Andiamo avanti. Siamo sempre nel titolo relativo alle attrezzature di lavoro. All'articolo 73 qui c'è una bella novità nei confronti dei datori di lavoro, perché è stato aggiunto il comma 4 bis che prevede quanto segue: che il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari di quell'articolo 71,7 dovrà provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Prima di questa modifica, cosa era previsto? Era previsto che il datore di lavoro, quando faceva utilizzare le cosiddette attrezzature che richiedono conoscenze particolari, poi che non sono ben precisate all'interno del decreto 81, e qui potremo disquisire quali sono. Bene, per i lavoratori che utilizzano queste attrezzature è necessario formazione e addestramento. La novità è che anche il datore di lavoro dovrà avere questa formazione e addestramento e lo dovrà provvedere con una propria formazione. Qua nasce subito il cattivo pensiero. Quindi vabbè, io che sono un datore di lavoro che uso già quel tornio, che sicuramente è un'attrezzatura che richiede conoscenze particolari, è 20 anni che lo uso, mi firmo un pezzo di carta scrivendo che sono formato e sono addestrato. Quindi ho risolto, ho assolto questo obbligo? No, assolutamente no, su questo sono secco e sicuro, non ci sono dubbi. Sulla formazione e l'addestramento deve esserci sempre un soggetto terzo che forma e che addestra e che fa la prova finale di verifica delle nozioni apprese e delle prove pratiche svolte. Quindi su questo non c'è alcun dubbio che il proprio addestramento e la propria formazione significa l'addestramento e la formazione del datore di lavoro somministrata da un soggetto certificato e terzo. Non ci sono ombre di dubbio, lo darei per scontato. Concordo pienamente, anche perché se parliamo di formazione ricordiamo che l'accordo del 7 luglio 2016 ha precisato che tutta la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, e questa è una formazione obbligatoria, deve essere fatta da soggetti formatori. Chiaro? Quindi inevitabilmente bisogna avere un soggetto formatore con i requisiti di quel decreto interministeriale del 6 marzo 2013. E per quanto riguarda l'addestramento, questo deve essere fatto da persona esperta, ma chiaramente il datore di lavoro non può dirsi esperto necessariamente solo perché lo usa da tempo, dobbiamo avere una persona esperta ma competente nell'uso sicuro di quell'attrezzatura. Quindi automaticamente dicendo che io 20 anni che la uso non vuol dire che lo sto usando da 20 anni in sicurezza, quindi non posso definirmi esperto da questo punto di vista. Ricordiamo che questo si è sanzionato. Quindi questo comma è sanzionato e si va con una pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o con un'ammenda da 3.071 euro a 7.862 euro. Soprattutto è una regola cautelare che se viene violata e causa un infortunio a un soggetto terzo comporta una responsabilità penale per il delitto di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi. Sì, questo è il vero rischio che è collegato all'omessa formazione e addestramento del datore di lavoro. Certamente.
questa poi, tra l'altro, tale novità superava un vecchio interpello del 2020 che invece sosteneva che la sanzione per la mancata formazione e addestramento del datore di lavoro riguardava solo le attrezzature di lavoro per le quali era prevista la specifica abilitazione, ma non per le altre. Invece adesso, con questa modifica, è necessaria la formazione del datore di lavoro non solo per quelle attrezzature di quell'accordo del febbraio 2012, ma anche per tutte quelle attrezzature che richiedono una competenza particolare, ok? Che hanno rischi specifici, cioè sono quelle attrezzature in cui c'è la possibilità di farsi male, insomma, in qualche modo, se non le si sa utilizzare correttamente. Di farsi male o di fare male ad altri. O di fare male ad altri, esattamente. Di pensare di addestrare altri all'uso improprio di quelle attrezzature di cui non si è formati e addestrati. Esattamente. Queste sono le novità che abbiamo nel decreto, per quanto riguarda il decreto 81. Poi ci sono anche delle novità per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, giusto? Sì. Quindi qualche piccola... Sull'alternanza scuola-lavoro mi sento di dire solo un passaggio, perché poi vedo che fioccano anche molte domande, quindi vorrei lasciare al moderatore il tempo e lo spazio per provare a dare qualche risposta. Sull'alternanza scuola-lavoro la novità essenziale direi che è questa. L'azienda che ritiene di dover avere un'esperienza di alternanza scuola-lavoro, di offrire un'esperienza a uno studente lavoratore, deve farlo secondo una previsione specifica del DVR, cioè deve incrementare il DVR con una sezione di valutazione del rischio specifica per la persona dello studente in alternanza scuola-lavoro. Quindi una valutazione aggiornata, una valutazione adeguata, una valutazione specifica sui luoghi di lavoro in cui quello studente lavoratore andrà a mettere le mani, a mettere i piedi. Quindi con questa valutazione si deve fare prima che intervenga l'alternanza scuola-lavoro, deve essere comunicata al coordinatore del progetto alternanza scuola-lavoro, che è il docente della scuola dove viene il ragazzo, e ci deve essere quindi una condivisione all'interno della convenzione che preveda proprio questo strumento di prevenzione degli infortuni attraverso una migliore, più adeguata e mirata valutazione dei rischi. Questo è l'unico elemento di novità forte che mi sento di condividere con la platea degli utenti oggi presenti, e direi che purtroppo ancora una volta viene messo un obbligo in più per il datore di lavoro, viene messo un obbligo in più per il coordinatore del progetto, ma mi pare che le risorse e le finanze per la scuola pubblica che forgia questi studenti non siano sufficienti a garantire un'effettiva e adeguata vigilanza, nel senso che il coordinatore del progetto deve verificare l'esistenza di tutti i DVR aggiornati di coloro i quali ospiteranno degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Non deve sindacarne il contenuto, ma deve verificarne l'esistenza e l'effettività. E questo è comunque un compito gravoso per il coordinatore del progetto, specialmente di quelle scuole in cui ci sono 500 studenti in alternanza scuola-lavoro in 500 aziende diverse. Questo è l'elemento sul quale credevo, Christian, di porre un'attenzione, un accento. Poi ci sono altri aspetti, dettagli minori, ma direi che per il tempo a disposizione mi fermerei qui, salvo qualche curiosità dei nostri uditori. Cosa dice l'ingegner Maritan? Ci sono. Eccomi qua. Allora, ci sono molte domande. Ci sono molte domande e direi nel tempo che abbiamo a disposizione di provare a rispondere a quelle ovviamente con una portata anche più generale e partirei dall'inizio, cioè ripercorrerei, se riusciamo, l'ordine con cui avete esposto le modifiche, iniziando dalla questione della sorveglianza sanitaria. Perché più di qualcuno si chiede, o meglio sta declinando quello che noi abbiamo detto sulle sue, diciamo, necessità specifiche, e per cui c'è chi chiede: ma allora la sorveglianza sanitaria la posso fare anche per chi guida? Questo perché evidentemente dal momento che il datore di lavoro deve garantire l'idoneità, o meglio accertare l'idoneità psicofisica del lavoratore alla mansione che gli viene attribuita, evidentemente il datore di lavoro dice: beh, allora io a questo punto chiamo il medico competente e gli chiedo di fare sorveglianza sanitaria in tutti quei casi in cui l'aspetto, diciamo, psicofisico è rilevante. Allora si aprirebbe, se fosse vera questa interpretazione, che mi pare di capire che poi è una possibile interpretazione di quanto è scritto, si aprirebbe la possibilità di fare sorveglianza sanitaria per moltissimi casi. Allora, dicevo, rispondiamo a quelle generali, ma in realtà in questo caso ho portato un caso specifico di uno che chiedeva, di un partecipante che chiedeva se si può fare la sorveglianza sanitaria per le attività legate alla guida. Mi confermate relativamente quindi alla lettura dell'articolo così come è scritto ora, salvo naturalmente modifiche, che
si può ipotizzare, naturalmente, sentito il medico competente, che a sua volta dovrà dire sì, ha un senso fare sorveglianza in questo caso, che a fronte di un rischio, che in questo caso può essere un rischio di incidente stradale, io posso applicare un certo tipo di sorveglianza sanitaria. Qui viene in mente naturalmente i controlli dell'alcol di cui abbiamo già parlato, ma potrebbero esserci anche altri aspetti, per i quali naturalmente vado a valutare se il lavoratore ha una sua idoneità. Cioè, tradotto, a questo punto, potenzialmente, sentito il medico competente, posso fare sorveglianza sanitaria in tutti i casi in cui il medico competente ritiene che sia necessaria. È giusto? Vado io? Vai. Sì. Allora, il tema dell'alcol e dell'assunzione di alcol è un po' scivoloso, nel senso che, mi spiego. Allora, posto il fatto che non si possa verificare lo stato di abuso e dipendenza continuativa da alcol, sorge la domanda se io posso fare allora una verifica di situazione istantanea di assunzione di alcol e quindi un alcol test ai miei dipendenti. La risposta è positiva sul presupposto che abbia dato una indicazione a monte nel mio DVR, nella mia valutazione dei rischi, di un'azienda alcol zero, che significa non che non si distribuisce l'alcol durante l'orario di lavoro, ma che durante l'orario di lavoro i miei dipendenti non abbiano un microgrammo di alcol nel sangue, siano ad alcol zero, come per i dipendenti pubblici che guidano le corriere, gli autobus e i tram. Questa cosa fatta bene, cioè valutata adeguatamente insieme al medico competente, il datore di lavoro la può imporre al proprio personale. Quello che può diventare difficile sul piano applicativo è proprio il discorso della verifica delle condizioni, perché l'alcol dipendenza, ripeto, deve essere assoggettata ad un controllo che derivi da un protocollo dell'accordo Stato-Regioni che manca, e quindi posso verificare l'assunzione di alcol come situazione istantanea. Ma diceva una nota della Regione Veneto di alcuni anni fa che la verifica di un'assunzione di alcol istantanea non può essere motivo di una valutazione di idoneità alla mansione. Perché? Perché ha una valenza transeunte. Cioè l'assunzione di alcol certamente può essere un problema per guidare la macchina, il camion, il mezzo di trasporto dell'azienda X, ma non può essere un motivo di inidoneità, scusate, alla mansione in senso assoluto. Allora la domanda è questa: che cosa succede quando io decidessi di fare come datore di lavoro una campagna alcol zero e una valutazione del rischio che l'alcol non deve essere nel sangue dei miei dipendenti? Lo faccio attraverso un DVR, lo applico nel protocollo sanitario, consento il controllo a sorpresa dei miei collaboratori e dipendenti attraverso l'alcol test istantaneo, e questo mi serve a fare una sanzione di tipo disciplinare, cioè hai violato una regola, un contratto, una procedura aziendale, quindi ti posso sanzionare non con la inidoneità alla mansione, secondo me, salvo i casi di conclamato abuso dell'alcol, cioè abuso di dipendenza cronica, ti posso sanzionare sul piano contrattuale per aver violato un obbligo di datore di lavoro rispetto alle regole della lavorazione del mio stabilimento, della mia attività. Quindi posso farti l'alcol test, ti posso scoprire fuori, con quella regola che tu non hai rispettato, subisci le sanzioni disciplinari. Sì, questo diciamo per quanto riguarda l'alcol, ma poi io stavo generalizzando, no, la domanda, cioè Sì. Perché a me è venuto in mente, visto che la domanda parlava della guida, probabilmente chi ci ha chiesto implicitamente si stava riferendo alla possibilità di fare dei controlli sull'alcol per chi utilizza l'autovettura. Ma la domanda può avere, diciamo, una portata più ampia e quindi il quesito era: a questo punto, con questa variazione, diciamo, prevista nel decreto 81, introdotta nel decreto 81, sentito il medico competente, si può estendere la sorveglianza sanitaria a tutti quei casi in cui il medico competente ritiene opportuno effettuare la sorveglianza sanitaria. Non più solo nei casi tabellati, non più solo nei casi tabellati. Questo è vero, deve essere, diciamo, previsto nel DVR, non è solo un protocollo sanitario che lo deve prevedere, ma anche un DVR che lo deve esplicitare. Certo, Quindi ci deve essere anche un'informativa data a monte. Certo, è una giustificazione naturalmente del perché io faccio sorveglianza sanitaria al lavoratore. Dopodiché mi pongo una domanda, Federico, che è questa: cioè, se per esempio per i lavori in quota riscontrassi una difficoltà di un lavoratore che mi dice che soffre di vertigini, è un'inidoneità permanente, assoluta, è una situazione transeunte? Cioè, la verifica di questa situazione è rimessa solo alla dichiarazione del lavoratore o ci sono degli strumenti medici, degli accertamenti sanitari? No, ci sono, mi sembra. Ci sono, per quanto riguarda le vertigini, ci sono. Ah, ecco, allora confessavo una parte della mia ignoranza. Sì, e volevo, scusa, un'altra precisazione, Federico, dopo. Per quanto riguarda, visto che si parlava della guida e della verifica dell'alcol, ricordiamo a tutti che il provvedimento del 16 marzo 2006 prevede già adesso, per coloro i quali utilizzano veicoli stradali come attività di trasporto,
e che necessitano la patente di guida B, C, D, E, è già obbligatoria adesso la verifica dell'alcol. Sì, nella domanda, non so se l'avevi vista, Cristian, si parlava di un venditore, quindi escluderei nell'esempio che ci ha portato il caso del trasporto. Sì, sì, no, era una precisazione. Sì, hai fatto per bene tutti, a insomma. precisarla, certo. La domanda però appunto Esatto. era relativa a un caso in cui non c'è verosimilmente un Non c'è un trasporto, Esatto, certo. è un venditore aziendale con auto aziendale. Sì, immagino, quindi appunto non che trasporti anche delle merci, quindi si è escluso dalla casistica. No, però l'altra questione la possiamo anche ribaltare relativa alla sorveglianza sanitaria, cioè l'omessa sorveglianza sanitaria. Cioè, dal momento che con questa nuova, diciamo, scrittura della norma, potenzialmente posso fare sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla valutazione del rischio, mi viene anche da pensare che ci possano essere dei contenziosi nel caso in cui io nella valutazione dei rischi non preveda la sorveglianza sanitaria e poi viceversa ci sia qualcuno che mi venga a dire, un po' come succede quando non prevedo una misura di sicurezza, no? Nella valutazione dei rischi e poi succede qualcosa, qualcuno che mi venga a dire hai sbagliato a fare la tua valutazione dei rischi e a identificare le misure di sicurezza in quanto non hai previsto la sorveglianza sanitaria. L'esempio può essere di nuovo quello che stavamo facendo anche prima con l'ingegnere Masiero, se non ricordo male, relativo ai lavori ad alte temperature piuttosto che a basse temperature, dove in effetti lavoratori, per esempio cardiopatici, potrebbero essere soggetti a infortunio, anche grave naturalmente, perché potrebbero anche arrivare fino a decedere per un infarto, a morire, ed evidentemente in questo momento questo non è un rischio tabellato. Se io ho un lavoratore che accede a una cella frigorifera, non ha, diciamo, in questo momento nessun obbligo di sorveglianza sanitaria, ma prima non aveva, scusatemi, nessun obbligo di sorveglianza sanitaria con la indicazione nel decreto 81 precedentemente a queste modifiche. Oggi i medici competenti ti dicono no, attenzione, perché se non sappiamo se lui è cardiopatico non è detto che lo possiamo fare entrare in cella frigorifera. E naturalmente viceversa, se non fanno questo tipo di controllo deve accadere l'infortunio e quindi dire ma non l'avevate previsto. Quindi immagino, questa è una mia, diciamo così, preoccupazione, ma credo fondata, che questo tipo di previsione che demanda sostanzialmente al datore di lavoro nella valutazione dei rischi l'individuazione dei casi in cui si viene fatta sorveglianza sanitaria introduca un ulteriore elemento di potenziale responsabilità, esatto, nel caso in cui naturalmente ci sia una omissione di una sorveglianza sanitaria magari ritenuta invece dall'ente di controllo piuttosto che dalla procura necessaria. Concordate con questo tipo di rischio? Concordo, infatti approfitto di una domanda dove dice se ho già provveduto a nominare il medico competente è necessario effettuare un aggiornamento del DVR? Forse sì, cioè nel senso che come datore di lavoro alla luce di questo nuovo articolo 18 dovrei dire sentito il medico competente, fatte le debite considerazioni, devo aggiornare la mia valutazione dei rischi e di conseguenza fare un nuovo protocollo sanitario ed implementare la sorveglianza sanitaria? Questo ragionamento secondo me dovrebbe essere documentato e tracciato, cioè come se ci fosse una riunione periodica ad hoc per valutare tra medico competente, datore di lavoro e RSPP se è necessario o soltanto opportuno estendere la sorveglianza sanitaria e in quali casi e con quali modalità. Quindi direi che questo è un passaggio utile per tutelare sia il datore di lavoro sia il medico competente in una prospettiva di tutela degli stessi di fronte al giudice penale e al giudice civile. Quindi è consigliabile fare una valutazione che rimanga tracciata e che dica le cose come sono adesso vanno bene, non occorre estendere la sorveglianza sanitaria oppure ci serve estenderla a questo specifico rischio. Certo, meno importante è rinominare il medico competente, anzi possiamo dire che è normalmente inutile, a meno che magari nell'atto di nomina non ci sia l'elenco delle cose che doveva fare esatto. E quindi ci siano riportati i vecchi articoli, ecco. Che in quel caso formalmente uno può replicare, aggiornare la nomina, però più correttamente, anzi più importante e prioritario, appunto chiamare il medico competente e confrontarsi con lui dicendo alla luce di queste modifiche hai qualcosa da dire in merito alla valutazione dei rischi? È necessaria un'ulteriore sorveglianza sanitaria o prevedere ulteriori tipi di sorveglianza sanitaria? E tracciare, se ho capito bene, questo tipo di confronto col medico. Esatto. D'accordo. E poi ci sono tantissime domande sulla consegna della cartella sanitaria, perché tutti comprendono che questo possa essere un elemento un po' critico, no?
difficile pensare che il lavoratore, che spesso fa anche fatica a farsi dare gli attestati di formazione, riesca addirittura a farsi fornire la vecchia cartella sanitaria. A volte Molti farsi pagare il TFR. Come? A volte anche farsi pagare il TFR fa fatica. Esatto. E quindi vedono, diciamo, un problema pratico che sono abbastanza convinto che si riscontrerà effettivamente nella pratica, però abbiamo anche visto in precedenza che in caso, diciamo, di impossibilità, incapacità di recuperare la vecchia cartella sanitaria, evidentemente si va avanti lo stesso e il nuovo datore di lavoro, anzi per meglio dire il nuovo medico competente, procederà con le sue verifiche a prescindere dal possedere o meno questa cartella sanitaria. Quello che abbiamo visto che è importante che venga fatto da parte del medico competente, visto che è su di lui che ricade l'onere di richiedere al lavoratore di farsi dare la cartella sanitaria, di formalizzare chiaramente che ha fatto questa richiesta al lavoratore. Poi nel caso in cui il lavoratore non abbia voglia o non sia in grado o si trovi contro un medico competente e un datore di lavoro precedente che non gli forniscono questi documenti, evidentemente nulla si farà e si procederà come diciamo si deve fare, o meglio con un medico competente che farà la sua sorveglianza sanitaria, a prescindere dal completamento di questa, diciamo, richiesta. Quindi sicuramente ci saranno problemi pratici, ma di fatto si andrà avanti comunque. Vero? Corretto? Corretto, anche perché la valutazione del medico competente è una valutazione in scienza e coscienza che prescinde comunque dalle precedenti valutazioni. Lui potrebbe ritenere totalmente da disattendere il precedente verdetto di un suo collega e poi fare delle valutazioni nuove e diverse sulla base di esami diagnostici diversi. Certo. Ecco, poi ci sono delle domande che collegano il nuovo obbligo, diciamo così, di formazione del datore di lavoro sull'uso delle attrezzature alla necessità eventuale che questo datore di lavoro sia soggetto anche a tutti quanti i tipi di controlli, ad esempio sull'alcol o di altro genere, a cui sono soggetti i dipendenti quando utilizzano queste attrezzature. No. È un collegamento errato in questo momento. Perché la sorveglianza sanitaria riguarda i lavoratori, voglio dire, giusto? Sì. Quindi non c'entra il datore di lavoro. Che è un po' assurdo effettivamente se pensiamo, perché poi alcune tipologie di sorveglianza sanitaria sono finalizzati in qualche modo a gestire la sicurezza anche dei terzi, voglio dire. Ma infatti, secondo me quello che in questo momento si sta dimenticando è proprio questo passaggio, perché posto che la norma di legge dice che il datore di lavoro diciamo, per sua volontà può sostanzialmente morire in un infortunio sul lavoro ed è sua responsabilità scegliere se morire o meno fino a un giorno fa anche per mancata formazione, oggi per mancati controlli di altro genere che vengono normalmente invece somministrati ai lavoratori, per esempio la sorveglianza sanitaria, si dimentica che il datore di lavoro eventualmente potrebbe non solo fare male a se stesso ma anche ad altri, e quindi credo che la tendenza sarà sempre di più quella di rendere il datore di lavoro soggetto a tutti quanti quei controlli a cui sono soggetti anche i dipendenti. Probabilmente pian piano arriveremo a questo. Abbiamo visto i vari passaggi che si stanno compiendo, a partire appunto dalla formazione obbligatoria, che ricordo che in questo momento non è ancora obbligatoria per il datore di lavoro. Sto parlando della formazione prevista dalle modifiche riportate alla 115 all'inizio del 2022, che non è ancora evidentemente passata diciamo, in vigore perché manca l'accordo di cui parlavamo all'inizio, e quindi però pian piano penso che arriveremo a considerarlo a tutti gli effetti come un lavoratore. Detto questo, proseguendo con altre domande, vediamo un po', perché a molte stiamo già dando la risposta. Perché se posso permettermi di rubarti la Prego. Federico, c'è quella interessante secondo me della ditta committente, se posso o meno chiedere alla ditta appaltatrice l'idoneità specifica per i lavoratori impiegati in quota. Questo correlato al fatto che sarebbe una valutazione del DVR dell'impresa appaltatrice fare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori in quota come rischio nuovo. Però secondo me non può essere il soggetto committente a fare questa richiesta alla persona dell'appaltatore, perché comunque appartiene a una valutazione del rischio specifica del proprio datore di lavoro sui propri lavoratori.
non credo ci sia un obbligo o un potere di acquisire idoneità esulanti da quelle che sono le normali regole del rapporto tra committente e appaltatore. No, però effettivamente il fatto che i committenti possono andare a chiedere addirittura l'idoneità sanitaria dei lavoratori, degli appaltatori, non è la prima volta che viene fatta. Voglio Non dire, lo sento neanch'io per la prima volta. Però concordo anch'io che non è previsto, voglio dire, Esatto. per questa cosa. Cioè gli devo chiedere per l'uso di attrezzature, la formazione e l'addestramento? Assolutamente. Scusatemi, ma se stiamo parlando dell'idoneità tecnico-professionale, Sì, esattamente. la verifica di idoneità tecnico-professionale, tutto sommato il committente può scegliere, oltre a quelli obbligatori per legge che sostanzialmente non consentono di verificare un'idoneità tecnico-professionale perché ti chiedono sostanzialmente di acquisire l'iscrizione alla Camera di Commercio in cui si capisce più o meno se quell'azienda è previsto che faccia quello che gli stai dando come incarico o meno. Sappiamo che poi può essere estesa ad ogni altro tipo di controllo che il committente ritiene utile al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale, tant'è che penso sia opportuno, come diciamo così suggerimento, quello di dire al committente: chiedi certamente se hanno la formazione i lavoratori, sì. E eventualmente puoi anche accertarti, perché no, se c'è un'idoneità anche dal punto di vista sanitario, quindi l'idoneità sanitaria non è vietato, ecco. Non è vietato, bisogna valutare se effettivamente questa informazione in più che tu hai sia utile per qualificare l'impresa. Esatto. L'obiettivo della verifica è la qualificazione dell'impresa, cioè che l'impresa abbia capacità, uomini e mezzi, sostanzialmente, per capire se l'idoneità dà effettivamente un elemento in più per queste considerazioni, perché se non lo dà è inutile chiederla. Diciamo che è un rischio non tabellato quello di cui stiamo parlando, no? Cioè non è un obbligo di legge avere la verifica sul lavoro in quota. Sì. No, però a questo punto viene meno il concetto di obbligo tabellato o meno. Viene meno per il datore di lavoro nel proprio DVR, ma non è mica tenuto a dirlo a tutto il mondo. Esatto. No, d'accordo, però ripeto, il committente che volesse acquisire anche può farlo. E tutto sommato io personalmente non lo fermerei, nel senso che è un elemento in più in qualche modo che dimostra che il suo appaltatore applica le norme di legge, se volete, no? Bisogna sempre ricordare che più cose si chiedono, più cose bisogna controllare. Beh, dopo questo... non basta dire ce l'ha, ok? No, perché dopo funziona così. Partivo dal presupposto che venivano chieste e venivano controllate. Poi se uno le chiede e non le controlla, certo, può portarsi in casa dei documenti che comprovano per contro. Allora sì che fa la frittata. Certo. No, ma allora, l'ho dato per scontato, ma Christian, che conosce bene le realtà aziendali, ha fatto bene a precisarlo, perché capita di vedere procedure anche di sistemi di gestione che prevedono l'acquisizione di moli di informazioni enormi che poi in realtà nessuno controlla. Sì. E se uno poi va a scartabellare queste informazioni, scopre che all'interno ci sono delle informazioni che comprovano invece l'assenza di un'idoneità tecnico-professionale dell'azienda, piuttosto che una presenza. E si contestano anche il dolo eventuale che hai scelto l'appaltatore che non era idoneo. Quindi correttamente chiediamo quello che controlliamo. Sì. Ecco. D'accordo. Allora, io mi fermerei qui perché in realtà abbiamo anche sforato il tempo a nostra disposizione. Come di consueto alle domande a cui non abbiamo dato risposta, daremo risposta nei prossimi giorni. Dateci qualche giorno per formulare le risposte, perché dopo il 3 luglio sì, giusto. Prima dell'entrata in vigore, perché sennò poi dobbiamo ristudiarci. Esatto. E come ha anticipato l'avvocato Rizzardi, oggi è stato approvato, è passato per il Senato il testo della conversione in legge del decreto, quindi probabilmente a giorni arriverà effettivamente la pubblicazione della legge di conversione. No, domani passa alla Camera, quindi deve fare anche la Camera lo stesso iter. Sì, d'accordo, ma dico a giorni, anche perché entro il 3 devono per forza approvarlo, giusto? Certo. Quindi a Infatti giorni... la Camera non apporterà modifiche, quindi di fatto semplicemente una lettura del testo già tradotto. Probabilmente la prossima, anche perché il 3, se non ricordo male, è lunedì tra non della prossima settimana, di quella successiva, quindi la prossima settimana devono chiudere un po' la partita e devono pubblicare in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione. Anche perché il decreto legge è un omnibus, cioè ci sono 10.000 disposizioni sulla sicurezza, cioè sul lavoro oltre che sulla sicurezza del lavoro. Sì, io ho visto le maggiori, dove si sono accapigliati di più sono su altri temi piuttosto che sulla sicurezza,
Non ci aspettiamo pertanto grandi variazioni rispetto a quello che abbiamo detto, aggiungo anche purtroppo perché, come abbiamo visto, alcuni articoli forse meritavano una correzione per chiarire meglio quello che abbiamo inteso volessero dire, per cui attendiamo insomma appunto questa conversione in legge, di cui sicuramente parleremo nel seminario di luglio. Come ho detto all'inizio, per chi eventualmente volesse verificare se ci sono variazioni, ci può seguire, a parte sulle nostre notizie, news che pubblichiamo costantemente, ma anche eventualmente seguendo, eventualmente anche in modalità e-learning quando lo pubblicheremo, il seminario di luglio. Detto questo, ringrazio i nostri relatori, ringrazio il presidente di AISL, Antonio Malvestuto, che ci ha diciamo, onorato anche lui della sua presenza e della vicinanza dell'associazione, e vi do appuntamento ai prossimi seminari che organizzeremo. Un saluto e a presto. Grazie e buonasera a tutti. Buona serata a tutti.